Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon dì. Vi ho detto che la parola di Dio non si usa in tutti i momenti che stiamo vivendo. Se non siamo davanti di una situazione impossibile, in pensin si dice che l'angelo Gabriele ha detto a Maria dal Vangelo di Luca: a Dio alle possibile, dot anche l'impossibile. Se ho pensato che nessuno non sul ben, è scritto al Vangelo di Giovanni: Dio gli ha voluto tanto che il ben al mondo che l'ha dato suo figlio unigenito. Se si pensa che non si arriva poi all'indavanti, strax a velis. San Paolo, te lettera ai Filippesi, al dice: o pues dut in quel che mi dà forza. Se no, non arriviamo a perdonarsi al che vi fatto. A lettera ai Romani, San Paolo che dice: come non esiste più condanne per quelli che sono uniti a Gesù Cristo. E se per caso tu avessi sentito di Bessol o di Bessole, te lettere agli Ebrei è scritto: non ti lascerai mai, io non ti abbandonerai. Buone giornate e buone vite.